Donne e sport, il gender gap insanabile, firma della Carta Etica del Comune di Comitini. È il titolo di un incontro voluto dal Comune di Comitini su proposta del Sor Optimis Club di Agrigento per la firma della Carta Etica dello Sport che l'amministrazione ha adottato con apposita delibera. Un fitto programma di interventi che si svolgerà lunedì 25 novembre in occasione della giornata contro la violenza sulle donne alle 17:30 presso il Palazzo Baronale Bellacera e che vedrà alternarsi testimonianze che racconteranno esperienze, ostacoli, proposte che le atlete vivono a causa del divario di genere. Introdurrà i lavori la past president Sor Optimist Club di Agrigento, poi i saluti del sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, e di Paola Toscano, presidente Sor Optimist Club di Agrigento. Interverranno Francesca Scollo, allenatrice pallavolo Aragona, Mediterranea Serramenti, che racconterà del difficile percorso delle donne nello sport. Seguirà la testimonianza della giocatrice della pallavolo Aragona Asgayer Hamel, che parlerà della sua esperienza narrando dalla Tunisia ad Agrigento quando lo sport è anche integrazione. Poi Annalisa Tornambè dell'associazione Cometa affronterà il tema donne, migranti e sport, approccio e percezione. La conclusione dei lavori è stata affidata a Roberta Lala, vicepresidente Acragas Calcio. A conclusione la firma della Carta Etica e la proiezione di uno spot contro la violenza sulle donne realizzato dal Sor Optimist di Agrigento.